Ore 13, buongiorno e ben ritrovati in diretta come sempre su Antena 3. Oggi parliamo molto di rifiuti, dell'importanza di riciclare, come vedete dal titolo. Vi ricordiamo subito il numero di telefono se avete piacere di intervenire in diretta e fare qualche domanda ai nostri ospiti: 0422 1626 798. Saluto e ringrazio subito la dottoressa Lorena Franz dell'ARPAV, Osservatorio regionale per i rifiuti, ben trovata. Sì, buongiorno. E Franco Zanata, presidente di Contarina. Buongiorno. Allora, abbiamo detto parliamo un'ora di sacchetti biodegradabili, giusto? No? Non solo, spero. No, perché vabbè, forse per tutti gli utenti di Facebook sarebbero entusiasti, un'ora di questa polemica che negli ultimi giorni è ovunque. Scherzo a parte, l'ho seguita anche l'altro giorno i nostri telegiornali intervenire su questo. È polemica chiusa finalmente con il nuovo intervento del governo o no? Sì, io credo che da casa non serve comprarli. Sì, io credo che sia stata molto montata questa questione rispetto alla sostanza. È un provvedimento che in qualche maniera aveva un significato positivo di tutela dell'ambiente, forse anche per carenze di comunicazione e di informazione ai nostri cittadini è diventato una cosa da polemiche continue, dove c'è ovviamente anche, siamo ormai in campagna elettorale, anche un contenuto di dibattito e di polemica a livello politico. A rispondere a una per esempio di queste polemiche e domande, perché al di là di tanti che pensavano di inserire le arance nel guanto oppure di etichettare ogni singola arancia per non mettere nei sacchetti, insomma ne abbiamo viste di tante soluzioni, però dicevano che per esempio già il fatto di etichettare il singolo sacchetto lo rende non più riciclabile. Questo già è un mito che possiamo sfatare. Cosa succede? Beh, ma abbiamo una comunicazione che è, poi la Lorena sarà più precisa di me, il consorzio dei compostatori consente la possibilità e dice che questi sacchetti nel momento in cui sono compostabili, è questo l'elemento su cui porre attenzione, cioè vanno bene, possono essere usati per il conferimento dell'umido se sono certificati come sacchetti biodegradabili e compostabili. E nel momento in cui si consegnano, diciamo, è possibile o si può tentare di portare via l'etichetta che c'è, ma non crea anche il consorzio dei compostatori accetta anche con l'etichetta, non è un grosso problema. È chiaro che l'etichetta è difficile da rimuovere, casomai si toglie una parte. Sì, il consiglio che danno è eventualmente che sia messa nel manico certo. E che quindi possa essere tagliato il manico e quindi conferire anche senza l'etichetta. Così, dottoressa? Quindi. Sì. Io vorrei fare un passo indietro e parlare della raccolta dell'umido, dire due parole, cioè la raccolta dell'umido è fondamentale per togliere l'umido dalle discariche, ma soprattutto per trattarlo, recuperarlo e portarlo in agricoltura. Evidentemente la qualità dell'umido è legata anche al sacchettino con il quale noi conferiamo al servizio pubblico questo materiale, tra virgolette, e purtroppo negli ultimi anni abbiamo assistito ad un peggioramento della qualità dell'umido che proprio per la presenza sempre più crescente di plastica, in particolare dei sacchettini di plastica. È vero che gli impianti possono adottare, hanno già in essere dei sistemi per togliere gli scarti di plastica, ma è molto complesso e non si riesce mai a togliere, per cui alla fine si può anche compromettere quella che è la qualità del compost, cioè separare l'umido ha senso se poi si produce un compost di qualità che va in agricoltura. Questo è il nostro obiettivo e noi come ARPAV controlliamo periodicamente la qualità del compost. La presenza di plastica e l'utilizzo sempre più diffuso di questi sacchettini di plastica, soprattutto quelli ultraleggeri, rischiava di compromettere la qualità del compost, per cui l'umido, vorrei proprio ribadire questo concetto, l'umido va conferito in sacchetti compostabili, possono essere riutilizzati anche questi sacchetti
purché questi nuovi sacchetti purché siano compostabili, anche se c'è l'etichetta, perché l'etichetta comunque è di carta e esatto, no? Quindi la comunque carta può è finire... biodegradabile. Certo. Dopodiché ovviamente l'obiettivo sarà quello di rendere le etichette più confacenti anche al processo di compostaggio. Ci sta dando una notizia, Sì. non è che adesso arrivano le etichette bio, dobbiamo pagare pure le etichette bio, no? Sì. Il tema del pagamento è un tema importante perché si è visto che comunque il consumatore viene sensibilizzato quando deve pagare qualcosa, seppur un centesimo di euro. Questo è vero che può dar fastidio, anch'io sono una casalinga, quindi una consumatrice, però è anche vero che l'uso della plastica è veramente, questa diffusione dell'uso della plastica, soprattutto di questi sacchetti ultraleggeri, ha provocato gravi danni all'ambiente, soprattutto all'ambiente marino, dove sì, la presenza visto, no? sì, e purtroppo nel mare l'80% delle plastiche arriva dalla terra, non è che siano buttate direttamente, soprattutto i sacchettini ultraleggeri, gli shopper ultraleggeri, proprio perché sono leggeri, si diffondono in maniera preoccupante. Vorrei capire una cosa, e poi torniamo sull'umido perché ha toccato un tasto fondamentale, ma e gli altri paesi? Allora, noi chiaramente insomma, si formano dei mari di plastica, l'abbiamo visto nelle immagini e nei video documentati anche sul web stesso, ma come noi siamo avanti, indietro? C'è una direttiva europea del 2015, la direttiva sugli imballaggi, che dà proprio indicazioni agli Stati membri di assumere tutte le iniziative tese alla riduzione del consumo degli shopper, quindi c'è una direttiva specifica sugli imballaggi. Ovviamente altri paesi tipo la Francia hanno adottato delle iniziative tipo il pagamento, mi pare la Francia l'abbia già messo in essere. L'Italia diciamo che è un po' all'avanguardia con questa iniziativa perché prevede non solo il pagamento ma anche la compostabilità e l'utilizzo di materiali biologici, perché queste bioplastiche possono essere fatte con materiali biologici, cioè colture agricole, oppure anche di sintesi. Ovviamente va precisato che le colture agricole utilizzate sono coltivazioni in aree marginali, non è che usiamo il mais o per fare i sacchetti, no, sono culture marginali. Per esempio in Sardegna si usa il cardo che viene coltivato in zone assolutamente marginali e quindi non utilizzabili a scopi alimentari. Nel Veneto un altro impianto utilizza il sorgo, che anche questa non è una cultura destinata quindi a scopi alimentari, quindi è importante. Non ci toglie nulla la produzione di questi sacchetti bio? No, sfruttare marginali che altrimenti non sarebbero importanti. Ricordo bene dell'Italia che in qualche maniera è all'avanguardia proprio nel trattamento dell'umido. Io racconto un aneddoto, noi siamo andati come Contarin ad un convegno organizzato in Germania a presentare la nostra esperienza di trattamento dell'umido usando sacchetti compostabili e avendo i tedeschi in qualche maniera che ci guardavano come dire ma è così stupiti, con una differenza che vede in qualcosa sì, possiamo fare anche alcuni confronti e vantarci magari di risultati che abbiamo ma ricordo bene, poi c'era anche nel supermercato qualche tempo fa, divenne obbligatorio il sacchetto anche per la spesa, no? Di questi qua, un anno e mezzo fa, 2 anni fa. No, la norma, la prima legge del 2012 che vietava l'utilizzo di sacchetti in plastica, quindi introduceva l'obbligo di usare shopper biodegradabili. In realtà poi questa norma è stata un po', come si può dire, aggirata? Ecco, perché mi non sa che è quello, dirlo, perché poi non è che perché i sacchettini utilizzati per le verdure sono ad uso interno, quindi potevano essere ancora utilizzati. Questa norma del 2017 mette proprio uno stop definitivo a questo utilizzo. Poi c'è un dato che quelli che riguardano diciamo, la spesa, questi shopper come appunto li definisce lei in gergo tecnico, erano più leggeri, quindi più...
Sì, proprio sì, leggeri. si rompevano, no? Quindi per la spesa già era più complicato. E questo è anche il problema per il compostaggio, perché paradossalmente essendo leggeri si sfilacciano, si frantumano ed è più difficile toglierli, mentre paradossalmente un sacco grosso con uno spessore di 100-200 mm si lacera, però riesce ad essere tolto più facilmente, proprio perché non si disintegra come invece gli ultraleggeri. Là bisogna vedere poi la tecnologia ovviamente che cosa produrrà per migliorarli. Sì. Ma sì, la tecnologia in questi anni si è evoluta, però ovviamente per togliere questi scarti in plastica dal compost si aumenta la quantità di scarti, perché bisogna vagliare più volte e sempre più sottile, e quindi aumenta anche la quantità di scarti. Così, Presidente, è più complicato? Sì, noi da anni non usiamo sacchetti di plastica, nell'impianto abbiamo introdotto i sacchetti compostabili, e questo ci garantisce che il compost che ricaviamo è un compost di qualità e certificato. L'attenzione che il richiamo che facciamo ora è che ci sia la verifica per chi vuole utilizzare i sacchetti dei supermercati per conferire il compost, è di accertarsi che ci sia la compostabilità. È evidente che è accertata nel momento in quelli che noi distribuiamo, siamo in una fase in cui ancora probabilmente ci sono sacchetti che non hanno queste caratteristiche, ed è necessario richiamare l'attenzione dei consumatori su questo aspetto. Allora, ci fermiamo per un minuto, apriamo la pubblicità, poi ripartiamo, anche perché torniamo sul nodo dell'umido, qualche consiglio, credo che abbia anche dei dati, no, dottoressa, per noi, insomma, sì, sul certo. fronte del riciclo. Tra poco, vi aspettiamo. Ore 13 torniamo in diretta a Rifiuti, poi abbiamo parlato molto anche dei sacchettini bio, quindi insomma, speriamo di aver risposto a tutte le domande, i dubbi, che sennò poi arrivano una marea di telefonate su questo. Vi ricordo 0422 1626 798. Presidente, una cosa che le volevo chiedere, abbiamo citato prima la raccolta dell'umido, abbiamo parlato più volte, anche siccome siamo in tutto il nord-est, anche a Trieste, che con l'introduzione della raccolta poi dell'umido insomma, ci sono state diverse polemiche, simili forse in passato qui in Veneto. È un costo in più, perché che cosa significa, ma l'importanza, ce lo diceva prima anche la dottoressa, di fare questo tipo di raccolta? Beh, dal punto di vista dei costi, la raccolta dell'umido e il trattamento dell'umido ha un costo inferiore rispetto allo smaltimento del secco non riciclabile, certo. Quindi dal punto di vista economico c'è un vantaggio. C'è un vantaggio grosso dal punto di vista ovviamente ambientale, perché questo umido non va a finire nelle discariche o all'incenerimento, e io credo che ci sia complessivamente come Paese, nonostante i risultati magari che ha questo territorio, una possibilità di incrementare ancora la raccolta separata dell'umido, e quindi incrementare in che senso? Perché complessivamente come Paese possiamo arrivare a percentuali più alte di raccolta dell'umido. E poi sentiamo la telefonata, mi perdoni Presidente, cioè, è quello più complicato poi per i cittadini? Perché il sacchetto, perché è più fastidioso, perché gli odori, per come nasconderlo? Ma guardi, io non più complicato da inserire l'esperienza nostra non è che la vedono come una cosa difficile. Guardi, c'è un'espressione che ha usato una signora nel momento in cui abbiamo introdotto la raccolta differenziata nel mio comune, che era Preganziol. Lei mi ha detto che subito era un pochino, aveva una certa età questa signora, era un pochino così, un po' confusa, perché doveva cominciare a riconoscere qui va l'umido, qui va il secco, qui va la carta, la vetro, plastica e lattine su un altro bidone, ma poi ha detto che si divertiva, era come andare a un ballo. All'inizio si fa un po' di fatica, ma poi ci si diverte. Anche perché diventa una sfida, no? Poi l'abbiamo sempre detto, dobbiamo fare un po' sul gioco. No, ma credo che ormai la nostra gente, la nostra comunità
lo fa senza grande fatica, io credo. E ricordavamo durante la pubblicità, insomma, Treviso leader poi del riciclo in tutta Italia, dico bene? Sì. Quando abbiamo i nostri ragazzi che magari vanno in realtà all'estero in cui non si fa la raccolta differenziata, dicono di essere in qualche maniera imbarazzati e criticano le situazioni che si trovano davanti, perché vanno alla ricerca per esempio dov'è il bidone dell'umido e molto spesso non c'è una raccolta separata dell'umido, e questo li impressiona, insomma, credo che... Sentiamo la telefonata, 0422 1626 798, ve lo ricordo, pronto? Pronto? Buongiorno, prego. Buongiorno, sono Giuseppe. Io vorrei sapere, no, come mi devo comportare col sacchetto, avendo io non consegno l'umido, Sì. non consegnando l'umido, questi sacchetti nuovi qua, che li metti in contimaia, mi vanno bene, mi creano problemi? Che sacchetti nuovi, cosa intende lei? Questi qua nuovi, quelli di fuori biodegradabili. Sì. E quando va a fare la spesa al supermercato? Sì, esatto, sì. Lei dice dove li metto? No, appunto, perché io non avendo la consegna dell'umido, perché sì, lo tengo a casa l'umido, perché avendo l'orto, tutti i rimasugli del coso, ho la consimaia, questi sacchetti qua, dove li butto? Senta Giuseppe, lei dove abita? A Cordignano. Cordignano. Non c'è la raccolta dell'umido? Sì, ma fa il compostaggio domestico questa persona? Sì. Vuol dire che ha il compostaggio domestico? Ah, lei Giuseppe ha il compostaggio domestico? Sì. Ah, ok, bene, chiaro. Adesso ascolti la risposta dei nostri ospiti. Grazie, buongiorno. Sì. Non c'è nessun problema, nel senso che come noi portiamo questi sacchetti al compostaggio, la stessa cosa può fare questo signore, assicurandosi che siano compostabili. In quel caso lì allora... Quindi lui dice vado a comprare le mele, arrivo a casa con questo sacchetto bio, dove lo metto? Voi dite nel compostaggio domestico, giusto? Sì. Questo... Chiediamo conferma alla Lorena Le prove che sono state fatte, se il compostaggio domestico ovviamente è gestito correttamente, ma penso che di sì, il sacchetto è compostabile e si degrada. Evidentemente è meglio togliere l'etichetta che ha dei tempi più lunghi, in questo caso il signore che ha la sua concimaia può togliere l'etichetta, anche nel caso di sacchetti rotti così possono essere messi nella concimaia, evidentemente come si può dire non esposti ma coperti dagli altri rifiuti in modo che l'attività biologica sia più rapida, ecco. Sì, sono due gli aspetti. Uno è l'utilizzo di sacchetti compostabili che vengono utilizzati per raccogliere la frutta. Per noi c'è un altro problema, dare l'indicazione di dove mettere i sacchetti compostabili, in quale contenitori. Ecco, se sono sacchetti che non sono più utilizzabili e sono compostabili, vanno conferiti nell'umido e non nella plastica. Ecco, questo è un aspetto che anche noi vogliamo in qualche maniera comunicare ai nostri cittadini, perché in qualche maniera non abbiano difficoltà. Ci sono differenze nel conferimento? Cioè dipende forse dall'azienda che poi li tratta e quindi dalla diffusione di differenti cassonetti, cerco di essere... No, allora io parlo a livello regionale e a livello poi sentiamo la tecnico. telefonata. E a livello tecnico sono... Le faccio un esempio, dottoressa, per essere più chiaro, mi perdoni, a Treviso la lattina, questo è troppo semplice, la lattina va insieme alla bottiglia, a Trento va diversamente. Cioè, sì, allora... Può essere per gli imballaggi che ci siano delle raccolte diverse, alcuni raccolgono il vetro da solo, altri vetro, plastica, lattine. Questo è un discorso, però per quanto riguarda l'umido e i materiali compostabili, siccome il compostaggio è un'attività diciamo biologica, sono dei batteri decompositori che poi producono il compost, noi dobbiamo ovunque, in tutti i sistemi di raccolta, conferire delle sostanze che siano biodegradabili, quindi i resti da cucina e in questo caso specifico i sacchettini compostabili, perché sono stati proprio prodotti in modo da essere biodegradabili. Sono prodotti con sostanze, a differenza dalla plastica, con sostanze che i batteri possono decomporre. Chiaro. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
Comunque buongiorno a lei e ai suoi ospiti e permettetemi un buon anno anche se è un po' tardi. Grazie signora, anche a lei, buongiorno, prego. Io volevo iniziare con dell'ironia. Una cosa abbiamo di garantito, il riciclo dei politici a vita. Ma detto questo, mi premeva un'altra cosa che forse esula un pochino dai sacchetti, ma è problematica e molto preoccupante. In questi giorni abbiamo visto sotto le arcate dei ponti montagne e montagne di immondizia, di lattine, di buste di plastica, bottiglie di vetro, ramagli e quant'altro, e chiedevo a voi come Antenna 3 eventualmente se potete fare delle trasmissioni specifiche con qualcuno che venga a dirci chi deve pulire, perché prima o poi altrimenti l'acqua tornerà ad allagare e a fare disastri. Mi chiedo a lei come giornalista responsabile se è possibile avere trasmissioni di tutto questo e se i suoi ospiti al limite possono darmi qualche sintetica risposta adesso. Senta signora, lei da dove chiama e dove ha visto, diciamo, per esempio questo? Perché un caso classico... Da Annone Veneto, vedevo addirittura i vostri notiziari stamattina che dicevano che sotto le arcate dei ponti del Brenta eccetera ci sono montagne e montagne di rifiuti, ce li hanno fatte vedere, a meno che non fosse un fotomontaggio. No, ma poi tra l'altro noi raccontiamo anche da anni, per esempio Padova, il Bacchiglione, quindi la zona delle chiuse, là è un classico vicino, cioè proprio poche centinaia di metri dal centro. Va bene, grazie signora, buona giornata. Su questo primo l'educazione, quindi che non finiscono siamo di fronte a situazioni di abbandono di rifiuti, non di mancata raccolta. Ci sono persone incivili che in qualche maniera abbandonano rifiuti più diversi, che possono essere dal sacchetto a magari anche oggetti più rilevanti, troviamo anche lavatrici, materassi. Credo che su questo bisogna che ci sia un continuo richiamo al senso di responsabilità dei nostri cittadini. Quello che noi stiamo adottando anche come società è che le zone in cui si verificano con più frequenza questo tipo di fenomeni sono zone che tendiamo a porre sotto controllo. È notizia di questi giorni aver trovato per esempio a Casier la persona che aveva abbandonato dei sacchetti, no? Usiamo le anche, fototrappole, come si chiamano? con le fototrappole. Quindi ormai comincia a essere intanto educativo anche quello, perché insomma, uno ci pensa più di una volta, si sa che lì è una zona in cui magari si va ad abbandonare spesso e si sa che si può essere sorpresi sempre. Abbiamo raccontato anche in pieno centro a Treviso, insomma, quindi... Sì, nella zona sotto il Cavalcavia per esempio abbiamo beccato alcuni proprio che nel momento in cui portavano... Da parte nostra c'è un impegno e speriamo che ci sia la collaborazione anche degli organismi delle polizie municipali per combattere questo fenomeno che è veramente un segno di inciviltà. È chiaro che quando si tratta di fiumi poi là bisogna andare con le barche, come avviene in quel caso? Poi pubblicità? Che si fa? Ci sono le imbarcazioni, allora le competenze sono diverse, possono essere del comune come rifiuti abbandonati, possono essere dei consorzi di bonifica nel caso si tratti di corsi d'acqua gestiti dai consorzi di bonifica, e possono essere nel caso delle centrali idroelettriche, lì è competenza di chi gestisce la centrale. Ma perché restano per mesi e mesi? Cioè più volte l'abbiamo visto documentato. Non è che restano, ha ragione signore. È che continuamente si riformano, perché purtroppo i rifiuti quando vengono abbandonati, ma anche quando vengono messi in discarica, non è che spariscano, restano lì per sempre. Cioè, il discorso del riciclo è fondamentale perché un rifiuto non ha altro destino, cioè rimane lì per sempre, quindi riciclare vuol dire rimettere nel ciclo produttivo delle materie prime che comunque sono consumate. Per questo che l'Europa anche proprio recentemente è uscita con un pacchetto sull'economia circolare. L'economia circolare che cos'è? È proprio un'economia diversa che cerca di recuperare al massimo le materie prime
utilizzate per i prodotti, quindi è proprio un'impostazione economica diversa dove si riduce la produzione di rifiuti già in fase produttiva, ma soprattutto si dovrebbe pensare ai beni prodotti in maniera diversa, in maniera che siano più facilmente recuperabili, proprio perché le materie prime del pianeta non sono infinite, sono destinate ad esaurirsi. Allora ci fermiamo un minuto, poi sentiremo ancora altri dettagli, numeri e telefonate da casa. Ve lo ricordo, 0422 1626 798, tra poco. Certo. Ore 13, torniamo in diretta, rifiuti, l'importanza di riciclare. Allora, abbiamo detto tante cose. Lei ha portato un dossier, cosa ci sono anche numeri, dati? Sì, noi come ARPA raccogliamo i dati sulla gestione dei rifiuti urbani e i rifiuti speciali e controlliamo tutti i flussi in modo, cioè c'è proprio il controllo sulla destinazione dei vari flussi, quindi i rifiuti differenziati noi controlliamo che vadano effettivamente a recupero, quindi vorrei sfatare un'idea che alcuni ancora hanno. Il camion finiscono tutti insieme. No, assolutamente no, l'ARPA fa questo controllo flusso per flusso rispetto a produzione e destinazione, cioè l'organico del comune di Preganzeol dove va all'impianto di Spresiano, per dire, e noi controlliamo poi dall'impianto che abbia ricevuto questo flusso. Cioè che ci sia una corrispondenza, che ci sia la corrispondenza, sì, cioè poi il trasportato. Quindi raccogliamo questi dati, facciamo tutti questi controlli sui flussi, sulle destinazioni, e dopodiché facciamo un rapporto annuale sui rifiuti urbani e sui rifiuti speciali, dove facciamo delle elaborazioni. Ecco, volevo dire che non solo la provincia di Treviso è la prima provincia in Italia, ma anche la regione Veneto è la prima regione in Italia con la percentuale di raccolta differenziata più alta, 72,5%, secondo i calcoli di ISPRA, cioè dell'Istituto Nazionale. E invece, secondo i calcoli che noi facciamo a livello regionale, calcoliamo anche una quantità al netto degli scarti, quindi togliamo quelli che sono gli scarti, allora la percentuale è del 67%, quindi si può calcolare circa un 5% di scarti. E per quello cosa si intende per scarti? Scarti sono gli scarti delle raccolte, è per quello che è importante che le raccolte differenziate siano fatte bene, non ci siano errori di conferimento, non si metta quindi plastica. Quindi se metto nell'umido la plastica... quello è uno scarto. È uno scarto, ma cosa vuol dire? Che poi non riuscite poi a spostarla? Di essere proprio noi la calcoliamo come scarto, perché ovviamente non è, alla fine il compost prodotto è al netto degli scarti, così come il vetro, la plastica, il multimateriale ha una percentuale di scarti che può essere 10, 15. Però quando io, e poi sentiamo la telefonata che è in attesa da un po', quando io sbaglio il sacchetto, poi c'è un intervento anche di chi lo sposta tecnicamente quel rifiuto sbagliato, giusto? Ci sono gli impianti che fanno la selezione e che tolgono gli scarti. Telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno signora, prego. Io volevo dire 2 o 3 robe, e cioè la differenziata. L'altro giorno per la televisione a livello nazionale hanno detto che il Veneto ha già raggiunto il 75%. Esatto. Poi volevo dire un'altra cosa, ci hanno parlato di sacchetti e non hanno parlato dei nuovi cioè vitalizi, che sono diminuiti, invece di 5 anni i primi sono a 2 anni e mezzo. Poi io ho una lettera scritta ancora da 15 giorni fa e volevo scriverla alla contarina, perché io sono d'accordo e faccio il differenziato, però all'utente non viene mai diminuito i costi, perché io ho un negozio e pago 189 euro e non faccio una borsettina di riciclaggio riciclaggio, quello, mamma mia, non viene in mente, comunque quello. L'umido, allora, quale signora? L'umido? No. Investite sempre, provate anche a fare qualche restituzione sulle bollette, perché noi non sappiamo né i vostri progetti, non sappiamo
nei vostri guadagni, non sappiamo delle vostre paghe, niente, per cui noi continuiamo a pagare e paghiamo e anche noi abbiamo le difficoltà a pagare, che non crediate che noi certo, abbiamo no, questo signora, anzi, a pagare bollette così grosse. Assolutamente. Grazie signora, buongiorno. Io partirei proprio da questa perché è interessante quest'ultima domanda, poi diciamo una cosa sui vitalizi che colpisce sempre. Presidente, bisogna comunicare chiaro di più, insomma, che quel che succede si fa. La prima cosa che conviene fare è comunque raffrontare i costi dei nostri cittadini con i costi di altre realtà. Credo allora che avremmo una reazione dei cittadini che dicono beh, per fortuna abbiamo una gestione virtuosa che ci consente in qualche maniera di avere un costo, perché c'è rispetto al servizio che è decisamente dove inferiore. Costa di più, per esempio, le viene in mente altre zone? Non vorrei, ma anche province vicine lontane. Se la Lorena Franza magari parla dei costi è in grado di darci un quadro, dopo sembra un po' di concorrenza sleale citare situazioni, ma abbiamo fatto noi i confronti e quindi le tariffe che pratichiamo sono tariffe veramente vantaggiose per i cittadini. Non facciamo come società utili, non abbiamo come obiettivo, quindi non usiamo le tariffe per fare utili. Se realizziamo dei risparmi un anno, questi li reinvestiamo per migliorare la qualità del servizio che facciamo. Abbiamo in qualche maniera intenzione di sviluppare per esempio quel ragionamento che facevamo prima della chiusura del ciclo del rifiuto, costruendo impianti che ci consentano poi di avere la produzione del biometano e alimentare i nostri mezzi, ma eventualmente ne parliamo. Beh, investimenti di questo tipo non sono investimenti da poco, ma ragioniamo di decine e decine di milioni. Certo. E quindi questo ovviamente ci è consentito perché nella virtuosità che portiamo avanti riusciamo ad accantonare delle risorse che ci consentono in qualche maniera di... Allora, dottoressa, un flash sullo stesso perché poi abbiamo già un'altra telefonata. Io vorrei dire questo, noi come osservatorio ovviamente abbiamo una visione regionale e anche nazionale, sicuramente le tariffe medie del Veneto sono fra le più basse a livello nazionale rispetto al servizio che viene offerto. Poi vorrei anche dire che la tariffa non paga solo lo smaltimento dei rifiuti prodotti, ma anche tutto il servizio di igiene del territorio, quindi lo spazzamento e i vari trattamenti. Non so che questo è un tasto dolente perché poi dicono che bisognerebbe pulire di più le strade, lavarle di più, però i cittadini questi costi che il Comune sostiene poi finiscono nella tariffa dei rifiuti e quindi dico non è il costo non copre solo il rifiuto prodotto. Certo. Però dice, le tariffe delle aziende venete che si occupano dei rifiuti sono tra le più basse in Italia. Sì. Allora, a proposito, telefonata, poi questa cosa di vitalizi gira da qualche giorno credo su Facebook, io non l'ho neanche letta, ma è sempre stato 2 anni e mezzo il raggiungimento. Ricorderete, non siamo andati a votare, si diceva a settembre scorso che doveva raggiungere i 2 anni e mezzo per maturare il vitalizio, quindi non è mai stato, insomma, lo è stato in passato, poi è cambiato chiaramente, ma non è che è cambiato adesso, quindi è da tempo che il raggiungimento del vitalizio è a metà legislatura, diciamo così. Telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno, prego. Buongiorno, sono contento di poter intervenire alla vostra trasmissione perché sono felice di vedere il direttore della Contarina. Volevo intervenire su questo. Caro direttore, vorrei pregarla di stare attento, di fare attenzione a non indisporre gli utenti, perché molte volte i suoi collaboratori le propongono delle cose che lei non fa in tempo a valutare. L'anno scorso è successo il finimondo per i contenitori piccoli dei vetri che non si potevano più utilizzare, bisognava trasferirsi sul 120 litri. È successo il finimondo perché voi avete ricevuto un sacco di contestazioni perché non tutti avevano la possibilità di dare spazio a questi contenitori. Tra l'altro la cosa più grave è che avete obbligato o volevate obbligare tutti quelli che abitano al secondo, al terzo e al quarto piano di avere contenitori da 120 litri. Qualcuno del vostro ufficio, del suo ufficio, ha risposto metteteli in garage. Ma scusi, io metto in garage i contenitori da 120 litri
dove i miei spazi sono ridotti? E oltretutto, vi siete mai chiesti se il contenitore da 120 litri, io oltre ad avere spazio, devo fare un trasferimento trascinandolo seppur su ruote per 50-100 metri? Bene, dopo questa battaglia finalmente avete capito e i contenitori sono diventati da 30 litri. Perfetto, bravi, bravissimi direttore. Adesso quest'anno è avvenuta un'altra novità, bello scritto in grande sul vostro calendario, novità, il contenitore dei vetri deve essere completato con il contenitore della plastica e delle lattine. Ma scusi, come si fa a mettere dentro un contenitore da 30 litri sia le bottiglie che le lattine? Mia moglie è diventata matta per fare 2 contenitori, dateci 2 contenitori, oppure, scusi, non glielo devo dire io, ogni azienda come la vostra si deve organizzare investendo in uomini e mezzi. Quindi ci sono dei vostri mezzi che hanno la paletta dietro dove i vostri uomini scaricano le bottiglie o scaricano qualcos'altro e poi questa penna viene trasferita all'interno del cassonetto. Fate così, non ho capito perché non potete fare diversamente. Va bene. Finisco. Aspetta, perché siccome, dobbiamo sentire anche la risposta, perché sennò finisce la trasmissione. Un flash, 10 secondi. Un flash. Direttore, lei ogni tanto si faccia un viaggio in macchina, scusi, direttore, si faccia ogni tanto un viaggio in macchina, come faccio io, lungo i fossati delle periferie ci sono sacchetti buttati lì e stanno aumentando. Quella non è inciviltà, è la gente che si sta indisponendo per le vostre prese di posizione. Grazie. Grazie, buona giornata. Non lo so, comunque è inciviltà anche se fosse così. Però ne parlavamo tra l'altro durante la pubblicità, appunto, perché ogni volta che ci sono i sacchetti nei fossati arriva la segnalazione, perché in teoria dovrebbe essere cosa rara, almeno speriamo. Presidente, non so, no, su questa vicenda delle dimensioni... Sì, riprendo il discorso sulle dimensioni, ma su quello degli abbandoni. Guardate che i dati che noi abbiamo sugli abbandoni è che gli abbandoni non stanno crescendo, ma sono diminuiti. La quantità che noi raccogliamo proprio per abbandoni è una quantità in diminuzione, leggera diminuzione, e credo che il fenomeno si fa fatica a debellarlo del tutto, ci auguriamo di riuscirci, ma gente incivile probabilmente una quota della popolazione lo è. Poi abbiamo detto spesso che il vostro lavoro forse è l'unico peggiore di quello dei politici, diciamo, perché ogni volta avete subito il ritorno, si arrabbiano con voi, non c'è nessun problema. C'è un confronto che appunto poi è costruttivo per entrambi, almeno. Ma credo che ci sia da parte nostra una grande attenzione agli abbandoni, proprio perché abbiamo costruito anche un'app che consente sostanzialmente ai cittadini di fotografare l'abbandono e di mandarci la segnalazione di quello che è stato abbandonato. Rispetto ai contenitori, io non riscontro, a parte che non sono il direttore ma sono il presidente e quindi non ho compiti operativi, ma in ogni caso sappiamo nel momento in cui distribuiamo i contenitori c'è una tendenza di tutte le persone ad avere contenitori poco ingombranti e dagli operatori in qualche maniera c'è un tentativo di vedere se è un'esigenza effettiva o meno quella di avere contenitori più piccoli rispetto a quelli dei 120 litri che vengono Questo proposti. è normale, diciamo, perché anche io vi direi non ci sto, non so dove metterli, facciamoli più piccoli, però sì, guardi, questa cosa di mettere insieme... Troviamo situazioni molto diverse su questa cosa, se ci sono esigenze reali di spazio non abbiamo difficoltà a distribuire e mettere insieme vetro e plastica, diceva? Ma questa è una scelta che è stata fatta dagli amministratori poco tempo fa, per cui a partire da gennaio in una parte che è la parte dell'ex Treviso 3, vuol dire la zona di Castelfranco, Montebelluna, prima aveva una raccolta separata della plastica con sacchetti e invece nei contenitori veniva messo solo il vetro e le lattine. Era un sistema di raccolta che si differenziava da quella che veniva fatta prima nel consorzio Priula, dove si metteva assieme su un unico contenitore vetro, plastica e lattine. Le valutazioni, che non sono tecniche ma sono degli amministratori, dei sindaci, era che vedere sul territorio sacchetti che contenevano plastica era un elemento di scarso decoro, sembravano quasi rifiuti abbandonati.
Poi molto spesso, proprio perché non avevano un contenitore, risultavano proprio che venivano sostanzialmente abbandonati sul territorio. E l'esigenza che c'era stata posta dagli amministratori, diciamo, dell'ex TV3 di questa parte dei 25 comuni era quella di unificare i metodi di raccolta e quindi di avere un unico contenitore dove mettere vetro, plastica, lattine. E quindi sulla base della richiesta che ci è stata fatta abbiamo... Allora, facciamo un'altra telefonata, davvero, però vi chiedo un velocissimo perché siamo anche in ritardo con la pubblicità. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, Nadia da Treviso. Nadia, la prego, velocissima. Sì, sì. Niente, io volevo chiedere al Presidente, io ho mio figlio che vive da solo, praticamente paga di più di quando dei noi genitori che abitiamo in fianco. Lui non mangia da solo, viene qua a mangiare da me. Praticamente le immondizie non ne fa, non ne produce. E perché le bollette sono così alte? Dovrebbero verificare se una persona vive da sola a dare una tariffa agevolata, perché non è... L'ultima volta a novembre io ho pagato 66 euro e siamo in due. Chiaro. Lui da Nadia, solo mi ha pagato 73. Nadia, c'è chiarissimo, facciamo così, mandiamo la pubblicità e fra un minuto risponde il Presidente, va bene? Grazie, arrivederci. Arrivederci, buongiorno, ci fermiamo tra poco. Allora, ore 13, andiamo in diretta pochissimi minuti. Presidente, cosa rispondiamo allora? Da solo, vive da solo, produce pochi rifiuti, dice pure paga tanto di bolletta. Beh, io dico, le tariffe che sono rapportate al volume di rifiuti che si produce e in pratica viene conteggiati quanti sono gli svuotamenti del rifiuto secco e su questa viene calcolata la parte variabile della tariffa. C'è una parte fissa che è rapportata ai componenti della famiglia e che riguarda il servizio, comunque il costo del servizio, perché comunque al di là dei rifiuti che vengono prodotti, nella raccolta ci sono tutta una serie di servizi che vanno comunque pagati attraverso la tariffa. Quel signore userà anche lui delle strade e quindi beneficerà della piccola pulizia osservazione, delle svuotamenti strade. significa i passaggi o la necessità di svuotamento? Cioè, No, viene svuotato anche se è quasi vuoto, no. c'è un solo sacchetto, se ce ne stanno 2 o 3, mi conviene perché fa un allora, meno. quando espongono contenitori. Certo. I contenitori sono dotati di un transponder che viene letto nel momento in cui viene svuotato. I cittadini sono invitati a ritirare i bidoni e non lasciarli fuori e quindi li espongono, soprattutto il contenitore del secco non riciclabile, solo quando è pieno, è necessario, c'è la necessità di svuotarlo. Certo. Dottoressa, dobbiamo chiudere, che cosa non abbiamo detto ancora? Tante cose? Sì, tante cose non abbiamo detto, comunque mi pare di capire che il tema costi sia un tema scottante, però ribadisco che nel Veneto il rapporto costo-servizio è ottimale, insomma questo vorrei ribadire. È chiaro che dove si paga produzione viene incentivata la riduzione della produzione ed è chiaro anche che il costo della tariffa copre tutta una serie di altri servizi, ma non solo a Treviso, in tutta Italia, cioè la tariffa rifiuti copre tutti i servizi di igiene urbana che il Comune attiva, quindi lo spazzamento, la disinfestazione, la deratizzazione, sono parecchi servizi. Da noi per esempio anche la pulizia del Sile viene fatta e quindi abbiamo le canoe che raccolgono i rifiuti. Anche i rifiuti abbandonati vengono pagati con la tariffa, quindi c'è una parte del costo che viene spalmata ovviamente su tutti gli utenti indipendentemente dal fatto di quanto rifiuti producono. Certo. Grazie allora alla dottoressa Lorena Franz, al presidente Franco Zanatta, abbiamo approfondito tante cose, ma ci rivediamo magari perché ovviamente il tema è sempre sensibile, come dicevamo poco fa. Grazie a voi che ci avete seguito, ci rivediamo con i telegiornali a partire dalle 18:30 e non dimenticate poi questa sera l'attualità politica a 20:10. Buona giornata.